Dal 1° dicembre accesso alla terza dose per gli over 40, lo ha annunciato il Ministro della Salute Roberto Speranza, un ulteriore passo per consolidare l'immunizzazione in un momento in cui i contagi sono in salita ovunque in Europa. L'Italia vuole evitare di disperdere i risultati ottenuti anche grazie al Green Pass obbligatorio. I parametri non sono ancora gialli in Veneto, ma il rischio non è scongiurato. L'84,7% di vaccinati della popolazione vaccinabile è una barriera per il virus, ma il mancato utilizzo della mascherina, soprattutto negli assembramenti, non può che incrementare il contagio. Gli appelli che diciamo, intanto siamo preoccupati del fatto che questo incremento delle positività, che ha anche una sua stagionalità, lo dobbiamo dire, che è poi legata strettamente al fatto che man mano cresce, o meglio diminuisce la temperatura, stavo dicendo cresce il freddo, diminuisce la temperatura, parallelamente noi ci chiudiamo in casa, ci chiudiamo in ambienti chiusi, non pranziamo più all'aperto, le porte dei bar e dei locali sono chiuse e ogni condizione di assembramento, se non protetta, ci porta alla positività. Siamo fortemente preoccupati del fatto che nelle piazze, vuoi per le castagne, vuoi per la manifestazione di protesta, vuoi per i raduni della situazione, vuoi per eventi, vuoi per quello che è tutto legittimo, perché stiamo vivendo, al di là delle grandi lamentele, stiamo vivendo come non ci fosse il Covid, perché l'unico segnale è quello di portare la mascherina, perché se ci togliessimo anche la mascherina, qua qualcuno si chiede anche se esistono gli ospedali. Ecco, davanti a tutto questo vediamo un sacco di cittadini senza mascherina. Ed è il vero problema, se no non si spiegherebbe come mai, al di là del buon lavoro che sta facendo il vaccino che non ci fa riempire gli ospedali, come mai comunque le infezioni ci sono. Siccome per avere l'infetto bisogna che ci sia un infettante e bisogna che tra i due non ci sia una barriera, è innegabile che vuol dire che molto spesso gli assembramenti e i rapporti, diciamo, tra le persone non sono, diciamo, protetti da quello che è il dispositivo, che è la mascherina. Noi prima dell'area gialla ci preoccupiamo del tema dei ricoveri, perché i ricoveri quando cominciano a pesare, anche se in maniera sostenibile, deprimono. Considerate che noi siamo impegnati con l'antinfluenzale, con le vaccinazioni, con i tamponi. Se aumentano anche i ricoveri Covid, finisce che chi ci rimette sono quelli non, diciamo, non Covid, che quindi ci mettono gli screening, le attività fatte in elezione, tipo le protesi, le protesiche in generale, interventi di cardiochirurgia programmati.